Oggi siamo tornati qui in via Monteverena Vicenza, dove i cittadini ci avevano segnalato uno stop arretrato. Vedete, qui si vedono ancora i segni dello stop che noi avevamo segnalato anche alle autorità competenti, tanto che poco dopo la nostra segnalazione lo stop è stato avanzato di qualche metro. Vedete che però più di così non si può, perché ci sono le strisce pedonali, e allora chi arriva qui a questo incrocio come fa a vedere se passano delle auto o delle biciclette dalla pista ciclopedonale? Beh, deve guardare attentamente gli specchi. Allora abbiamo chiamato qui l'assessore Matteo Celebron. Assessore, dia un'occhiata a quegli specchi, non si vede molto, è pericoloso. Sì, assolutamente, abbiamo preso la segnalazione di Rete Veneta dei cittadini che hanno segnalato questa problematica. Nelle prossime settimane interverremo per cambiare lo specchio e per dare maggiore visibilità e sicurezza all'incrocio, anche perché qui appunto passa una pista ciclopedonale molto importante che collega la città anche agli impianti sportivi, e quindi daremo quindi una risposta ai cittadini che utilizzano questa strada per mettere in sicurezza anche e soprattutto le bici. Bene, quindi a breve verrà spostato, cambiato, sostituito questo specchio con uno molto più grande, più efficiente, più efficace. I tempi? Allora riusciremo a fare questo lavoro sicuramente entro il mese di settembre. Torneremo qui chiaramente per vedere che il lavoro sia stato fatto e per dare una risposta anche alle istanze dei cittadini. Bene, allora ci diamo un appuntamento qui allo stop di via Monteverena con l'assessore. Come sapete, noi vogliamo sempre vedere per credere, quindi accogliamo con piacere la promessa dell'assessore, però poi torneremo qui per vedere i lavori fatti. Quindi per quanto ci riguarda ringraziamo l'assessore, ma la questione non finisce qui, ma continua.